Tutto facile per la Bosca San Bernardo Cuneo che dopo il turno di riposo della scorsa settimana è tornato in campo trovando un successo netto contro la Delta Despar Trentino. Una partita senza storia che ha visto le cunesi dominare dall'inizio alla fine, aggiudicandosi a 13 il primo e il terzo set e a 20 il secondo. Un 3-0 che descrive perfettamente l'andamento della gara e soprattutto certifica la grande prestazione delle ragazze di Pistola, che nonostante l'assenza dell'ultimo minuto di Adelina Ungurianu, fermata da uno stiramento, ha potuto far esordire la dominicana Matos. Le gatte sono apparse più in palla di una Trento che senza Vittoria Piani, presente in tribuna per stare vicino alle sue compagne dopo la negatività al Covid-19 arrivata nella giornata di ieri, ha faticato oltremodo mostrando uno stato di forma lontano dal top, dopo un lungo periodo di stop. Marcone prima e Bisio dopo hanno faticato da posto 2 a sfondare il muro cunese e nonostante una buona prova di Furlan, top scorer delle sue con 7 punti e 2 muri, ha faticato in ogni fondamentale. Una partita tutta in salita per Trento che dopo aver perso il primo 7-13 ha provato a cambiare marcia nel secondo parziale, trovandosi anche davanti sul 16-14. Ma la Bosca ha nuovamente aumentato i giri del motore, complice una Sonia Candi letteralmente perfetta in attacco e forse un leggero calo fisico di Trento che hanno permesso alle piemontesi di allungare nel finale aggiudicandosi anche il secondo set sul 25-20. Nel terzo parziale non c'è stata di nuovo storia, con le ragazze di Bertini apparse troppo stanche e una Cuneo che senza troppi problemi ha archiviato la pratica a 25-13. Una giornata da dimenticare per Trento, anche se le attenuanti sono tantissime, dalle assenze ad un calendario ora molto fitto dopo un lungo stop, mentre per Cuneo le notizie sono tutte positive, dai 7 punti di Matos all'esordio alla costanza di Giovannini, senza dimenticare l'MVP di giornata Sonia Candi, autrice di 16 punti, 85% in attacco e 3 muri a referto. Una prestazione letteralmente paurosa. La Bosca San Bernardo Cuneo torna dunque a successo dopo alcune prestazioni al di sotto delle aspettative dell'ultimo mese. La parola d'ordine per le ragazze di Pistola adesso si chiama continuità. Sì, sicuramente abbiamo avuto modo di lavorare in queste settimane, poi c'è stato un innesto importante per noi e sicuramente ha dato magari una nuova carica e un po' di cambiamento. Comunque c'è stato un aiuto in più, per cui per noi è stato molto importante. Oggi era importante vincere, soprattutto per rifarci un po', per sbloccare anche la classifica, e l'abbiamo fatto, quindi